la verità io a Mazzarri non lo esonererei perché è un bravo allenatore, diamo lo spazio anche a lui di fare queste cose, di andare avanti. Vediamo un po' come si mette il campo. No, sinceramente no, però anche se non so, quest'anno non mi sta piacendo l'andamento della squadra e secondo me non vedo la cattiveria agonistica che c'era l'anno scorso. Assolutamente no, non serve a niente, che ci vorrebbe l'impegno temporale ancora più lungo per assicurare una prestazione adeguata. Non c'è tempo, gli allenatori che si alternano così rapidamente non risolvono i problemi. Vedi Salernitana e altri. Mazzarri lo conoscevamo, però purtroppo non è adeguato in questo momento con questo tipo di giocatori di squadra. L'andamento purtroppo non è soddisfacente. Esonerare ora Mazzarri è complicato perché è difficile poi trovare un altro allenatore o eventualmente ritornare indietro con Garcia. Sicuramente l'andamento non è soddisfacente, soprattutto fuori casa.